Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una live special del vostro maledetto veneziano. Oggi parleremo di chi comanda il mondo e più in particolare quello che mi diceva il mio vecchio quando io avevo 8 anni, circa 50 anni fa, no? Ma prima di fare questo, il vostro maledetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Eldegard sul tubo, al canale vostro maledetto veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Telegram, il link sono sotto qui in descrizione. Oppure di venirci a trovare anche nei nostri gruppi Face, dove abbiamo aperto un gruppo di radionica, radiostesia, tarologia ed ermetismo. È gratuito, possono venire tutti, siamo già 1290 persone, amici più che altro, e ci fa piacere se non sei ancora iscritto che ti unisci. In più abbiamo anche il sito capitano.altervista.org, il link sotto qui in descrizione, dove si può scaricare 20 ebook, di cui 4-5 di chirurgia e gli altri 15 di circuiti radionici, quadranti radiestesici, sempre in modo gratuito. Ne hanno già scaricati 150.000 e il Marietto ci ha dato all'umanità qualcosa come 2 milioni di circuiti radionici, quadranti radiestesici. Bene, in più vi ricordo che nel sito abbiamo anche una sezione shop per prodotti esoterici del legame Maretto Veneziano per chi vuole acquistare. Bene, partiamo un po' da queste news, no? Che praticamente oggigiorno con i social è dilagato un po', no? Diciamo le persone si sono un po' allontanate dalla Chiesa di Stato, la domenica hanno altre cose da fare al posto che andare a cercare delle benedizioni in strutture e restano a casa e guardano i vari social. Vari social, ci sono vari gruppi, ci sono molte persone che predicano, dei predicatori o persone di tendenza e ci sono anche quelli che predicano l'esoterismo. Quindi c'è gente che entra e a un certo punto, dipendenza è sempre quello che cerca, perché come ho spiegato altre volte, di solito quando uno si avvicina all'esoterismo è perché è con il fondoschiena spelato, nel senso che magari ha già provato l'avvocato, il dottore, il chirurgo, il prete, il poliziotto, la guardia civile, insomma le ha provate tutte, no? Il prevosto, il vescovo, il cardinale, poi a un certo punto si siede, fa una pensata e l'ultima porta, ve lo garantisco io, è l'esoterismo, no? E allora va in cerca su questi social di risposte, no? Con l'avvento dei social i prezzi chiaramente sono caduti perché molte persone fra un bollito e l'altro si inventano di essere esoteristi e quindi fra una pippatina di sigarette al balcone a guardare i vicini di casa cosa fanno e un bollito si inventano di essere maestri, maghi e quant'altro. E quindi chi comanda il mondo? Il mio vecchio mi diceva che chi comanda l'eterico comanda il mondo. Quindi quando queste persone in un certo senso si avvicinano al mondo dell'esoterismo, se beccano quello che fa una pippatina sul balcone per guardare che colore sono i calzini vicino e un bollito si inventa di essere un maestro, chiaramente può anche aver fortuna, magari, però chiaramente la cosa finisce lì, no? Massimo uno butta via qualche 100 euro e via dicendo. Quando invece capita che trova delle persone che cominciano a dire io sono un mago bianco, io sono un mago nero, io sono un mago di qua, io sono un mago di là, capite che bisogna stare un po' attenti perché fondamentalmente quando uno entra nel mondo esoterico è mancante di conoscenza e incontra questi giullari di corte che cominciano a dire io di qua, io di là su di là. Allora, ma che differenza c'è fra un mago nero, un mago rosso, un mago bianco? Allora, fondamentalmente il concetto di bianco deriva un pochettino dalla Chiesa di Stato che dopo 450 anni dalla morte di quello che chiamavano il Cristo, a un certo punto hanno fondato questo gruppo e l'hanno chiamata col tempo, no? La Chiesa romana cattolica, qualcosa del genere, no? Dopo 450 anni che era morta, hanno fatto su un libretto che hanno preso un po' dagli ebrei, un po' da Minerva, un po' di qua, un po' di là, hanno fatto su un bel zabaglione, un bel minestrone e via, e l'hanno impacchettato. E fino a 90-100 anni fa era scritto in latino e nessuno poteva leggerlo se non lui. Ma finito questo periodo d'oro sono arrivati i social, le persone hanno avuto la 500
60 anni fa non andavano più in chiese e la domenica andavano al mare. Poi sono arrivati i social, hanno soppiantato la 500, Land Rover, il Mercedes, le moto, roba del genere, e la gente si riversa davanti a questi, come si suol dire, social e incontra questi maghi bianchi che fondamentalmente il concetto deriva dal bianco e nero che la Chiesa di Stato aveva creato. Aveva creato perché loro erano i bravi e gli altri che andavano al rogo, gli altri che venivano mutilati, eccetera, eccetera, erano i neri. Ma quando uno entra nella realtà dell'esoterismo esiste il bianco e il nero. Infatti i geni sono solo uno che può essere per una persona bianco lo stesso genio per un'altra persona nero. E chi è che riesce a dominare queste forze? I maghi rossi. Quindi quando sentite uno che vi dice io sono un mago bianco o sono una strega bianca, lasciate stare perché si vede già che non ha nessuna competenza o conoscenza seria, cioè praticamente vive ancora col retaggio della Chiesa di Stato che faceva, lapidava le donne, insomma faceva dire che la terra era piatta anche se uno non lo voleva sapere e si diceva che era rotonda. Gigi, accendi il fornello che ce n'è un altro da Brusè, capite? Quindi chi comanda il mondo sono quelli che comandano l'eterico. In mezzo a questi che comandano l'eterico c'è un grande minestrone di gente che fa una pipettina al balcone per vedere di che colore sono i calzini del vicino e il bollito, vanno sui social e cominciano a predicare l'impossibile, no? Alcune volte ci azzeccano, altre volte chiaramente fanno solo dei minestroni nel migliore dei casi. Quindi quando mi vengono a dire io sono un mago bianco, io sono un mago nero, no? A parte che i maghi neri, voglio dire, esistono ma non sanno quello che rischiano e non hanno ben capito. Quindi già lì ci vuole mancanza di, non conoscenza, ma mancanza di realtà, cioè lì si va nel basso strano. Quelli che sono bianchi non è che sono tanto migliori, ma magari qualche disastro in meno. Invece quelli che veramente funzionano sono i maghi rossi, perché fanno del bianco e fanno del nero e sono neutri, cioè praticamente sono la bilancia, l'ago della bilancia in questo mondo eterico. Bene, cari amici, quindi non fatevi abbindolare quelle che saltano fuori la mattina, io sono, salto fuori la mattina con le lenzuola bianche e si sentono maghi bianchi. Il giorno dopo escono con le lenzuola nere, sono un mago nero. Lasciate stare questi giullari di corte. Bene, cari amici, grazie per avermi seguito e alla prossima. Ciao.